Buongiorno mondo. È venuto a salutarci. Stavo guardando che questa colonna è stata trasportata da Roma, dalle terme di Caracalla, per abbellire la villa. E Fogazzaro si è ispirato a questa colonna in una delle sue opere. Partenza, siamo dietro alla villa di Fogazzaro. Adesso stiamo andando a vedere il laghetto e poi andiamo a vedere la sua residenza. Comunque questa è tutta la montagnina, tutto il parchetto dove viveva Fogazzaro. Le suore ci fanno il timbrino sulla credenziale alle 7 di mattina, porette. Niente timbro perché sono a messa. E quindi andiamo verso il centro a vedere se c'è qualcosa di aperto, giusto per dire siamo state a Velovastico, perché sennò nessuno ci crede. Il cielo per oggi è meraviglioso, per ora è tutto coperto e quindi la temperatura è fantastica. E io è il primo giorno che sono senza antivento, le mie spalle sono tornate normali in queste, grazie aloe. Il ponte degli Schiri. Ah! Strafe Expedition. Adesso si comincia la salita. Torre! Cammino su di qua
Dobbiamo scalare questo monte. Arriviamo, Tonezza. Intanto facciamo un po' di salita fin dove arriviamo perché sono le 9:30. Siamo ancora fresche. Poi facciamo una pausa magari a metà. Per il momento la strada è tutta asfaltata. Va su a tornanti asfaltati. Vuoi che ci fermiamo qua? Dai, ci fermiamo qua. Ci siamo riempite di spray per le zecche. Siamo coperte per 5 ore. Tanto sono le 10. Abbiamo fatto 11 km. Il cammino Fogazzaro-Roi fa anche delle scorciatoie che sono un po' più ripide e tagliano praticamente i tornanti. Quindi o si sceglie di fare questa strada qui oppure si sceglie di tagliare i tornanti per i sentierini. C'è anche Sant'Antonio. Adesso gli facciamo una preghierina a Sant'Antonio. Siamo nel tornante numero 7. Pietà per le nostre pene. Stavo notando che più su si va, più diventa abbandonata. Ciao Fafalina. Bene, siamo al tornante numero 9 e ho deciso di far pausa qui un attimo. Finché c'è ancora questo cielo velato, non c'è sole. Punto panoramico, è uscito il sole, comincia a battere forte. Siamo stati superati da un signore in bicicletta, quindi il percorso è fattibile in bicicletta, quindi sarà tutto asfalto così, mi sa. Un bel boschetto sotto all'ombra. Guardate che belle che sono le strade. Qua si va o a Narnia o nella tana del Bianconiglio. C'è una tana sotto. Sì. Stavolta proviamo a incamminarci su una delle scorciatoie. A posto. Vabbè, se troviamo ancora potremmo provare. Allora, Però abbiamo fiato sì, magari una ogni tanto. Molto simpi questa. Abbiamo appena visto un serpente, cioè lei le ha visto un serpente, io no. Nessuno sa che è qui. Infatti il cartello è blu, non si vede più niente. È anche nuova, Se... Grotta. C'è un altro buchetto. Yuhu. Oh, c'è adesso. Oh, c'è adesso. E quindi... siamo arrivate. C'è il paese qui. C'è... Una mezz'oretta ancora. Sì, avevamo previsto più o meno per il mezzogiorno. La broncia anche, sì. Io sono scottata. Scurette, sì. Ho trovato la mammina.
Comune delle?